Maestro Vincenzo Sorrentino li huwa pjanista imma huwa wkoll kompożitur u direttur tal-orkestra u llejla se jkun qed immexxi l-kanzonetti li se jkunu qed jinterpretaw il-mistednin Taljani minn hawn u ftit ieħor insomma. Allora maestro, benvenuto per prima cosa. Possiamo dire anche che lei era un bambino prodigio, vero? A 6 anni aveva già scoperto l'orecchio assoluto e a 9 anni era già iscritto ad un conservatorio musicale. Allora io chiedo, un'infanzia così, come l'ha vissuta? Io l'ho vissuta benissimo perché quando c'è passione, qualsiasi cosa fai nella vita la fai in modo naturale. È vero che sono entrato a 9 anni al Conservatorio di Napoli, che è uno dei migliori al mondo, dove sono usciti i vari Riccardo Muti, Michele Campanella, Pollini, Arturo Benedetti, Michelangeli, grandi maestri nel mondo. Però è anche vero che i miei 16 anni di conservatorio li ho vissuti con tanta passione, tanta voglia di fare e quindi è quello che ci vuole nella vita, è la passione in tutto per arrivare a determinati obiettivi. Lei maestro ha un CV molto ricco, ha fatto colonne sonore per il film, ha condotto l'orchestra di programmi televisivi, Rai, Mediaset e ancora oggi fa questo lavoro. Ma che cosa considera come l'episodio più importante, più significante della sua carriera? Ce ne sono tanti. Io credo che per arrivare a determinati obiettivi non esiste un unico episodio. Ci sono tanti episodi che si convogliano in un unico excursus, proprio un unico viaggio. E la consistenza? Esatto, esatto. Quindi un episodio forse importante è stato 3 anni fa, quando ho lavorato a Mediaset come direttore musicale, ero pianista di questo programma e da lì hanno scoperto ancora di più quello che era il mio talento e da direttore musicale oggi sono direttore artistico di un nuovo programma Mediaset che tra l'altro si chiama iBand, che è per le band, per i cori e va in onda a livello nazionale. Quindi da lì, da quell'episodio sono arrivato a fare determinate cose, è un ulteriore passaggio, oltre alle varie colonne sonore di film che attualmente sto componendo per Italia 1, insomma, per sempre delle reti Mediaset e anche Rai, insomma. Nel 2016 ha presentato Un miracolo di notte, che è un libro che parla degli episodi più importanti e significativi della sua vita. Ma in questo libro lei parla di episodi soprannaturali. Ci può spiegare un po' che cosa significano questi episodi soprannaturali? Io non amo mai parlare della mia vita privata, però è nato così. Nel 2016 mi scopre Il Mattino di Napoli, che è un quotidiano famoso, facendo un brano al pianoforte rivisitato per la squadra del calcio Napoli, che oggi sta andando molto bene in Italia al campionato di Serie A. Una cosa simpatica è da lì scoprono il maestro Sorrentino. Perché si chiama Miracolo di notte? Perché in realtà io provengo da un brutto episodio che è stato il coma, perché a 2 anni e mezzo, 3 anni, versai questo pentolone grande, enorme, di ragù. A Napoli si fa il ragù, che sarebbe la salsa con le polpette, sì, insomma, la carne, che bolliva dopo 6 ore di cottura. E quindi dopo questo episodio sono stato 6 mesi in ospedale, in coma, e da lì invece sono uscito forte, insomma, a 4 anni ho iniziato a suonare con l'orecchio assoluto, quindi qualsiasi strumento, e mio padre diceva quello è un dono che ha avuto perché in casa mia non c'è nessuno che ha questa... Dalla tragedia è uscita questa opportunità. Quindi si dice che ecco il miracolo di notte perché o si esce disabilitati da un episodio del genere o si esce con un dono particolare. Nel mio caso è uscito questo dono, fortunatamente. E qualche sogno che non si è ancora avverato? Io ho sempre sogni, tutti i giorni, ce ne sono tanti. Quello di dirigere l'orchestra di Capodanno a Vienna sarebbe quello il mio sogno. Penso che se i sogni se si fa una giusta, con la passione, una giusta scelta di vita, ci possono arrivare anche quei sogni lì, a avverare, insomma. Grazie, non vediamo l'ora di vederla sul palco adesso.